Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon martedì 23 giugno, siamo pronti per un nuovo appuntamento e come sempre viaggeremo in Sicilia. Proprio ieri abbiamo trasmesso la nostra diretta dalla città di Milazzo e oggi abbiamo tante sorprese. Ci spostiamo a conoscere l'arte, la tradizione dell'Opera dei Pupi, abbiamo conosciuto l'arte della famiglia Argento su Palermo, famiglia storica di Pupari, abbiamo conosciuto l'arte della famiglia Napoli a Catania e oggi per concludere quello che poi è il racconto proprio legato all'Opera dei Pupi e quindi ai tre modi di raccontare la nostra storia, ma anche quella che è una figura importante. Sapete tra l'altro che l'Opera dei Pupi è patrimonio dell'umanità. Noi oggi conosceremo su Siracusa una delle famiglie storiche legata proprio a questa tradizione, che è la famiglia Mauceri. Noi vogliamo iniziare l'appuntamento con i nostri consueti grazie 243.562 volte, grazie sempre, grazie ancora, siamo pronti per ancora tante bellissime novità. Volevo ricordarvi innanzitutto di, come sempre, compilare quello che è il form che registrerà le vostre aziende nel nostro grandissimo database, il database proprio a marchio Io Compro Siciliano, dove metteremo in comunicazione quella che è la domanda e l'offerta, i produttori e i consumatori, parliamo sempre di eccellenze. Sapete, siamo proprio in questi giorni, ufficializzeremo l'apertura del nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano con le eccellenze siciliane, ancora la presentazione del nostro portale del turismo sempre a marchio Io Compro Siciliano, che è host.it, e poi abbiamo la nostra card sotto forma di app per i nostri telefoni, che è la Sicily City Pass, che vi permetterà di viaggiare in Sicilia essendo agevolati da tantissime convenzioni che ancor meglio vi faranno vivere il territorio. Ma a proposito di territorio, sì, noi abbiamo nella grande squadra di Io Compro Siciliano una perla perché lui è un grandissimo esperto di territorio, un grandissimo esperto di giornalismo, esattamente è un giornalista enogastronomico. Noi lo abbiamo visto per tantissimi anni a raccontare le cronache sul giornale di Sicilia, ancora è direttore di un canale satellitare, dirige il suo blog. Per noi è un grande valore perché chi come meglio di lui può raccontare i territori. Lui è anche un esperto proprio in documentari legati alla nostra terra siciliana, ancora un collaboratore di Slow Food ed è tra l'altro il nostro ufficio stampa. Beh, cos'altro dire per presentare un grande amico, un grande collaboratore. Abbiamo con noi, c'è forse una sorpresa a dire il vero, perché proprio questa mattina, quando ci siamo sentiti, mi diceva ci sarà una sorpresa per tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Chissà cosa avrà preparato per noi. Signori, abbiamo con noi Damiano Chiaramonte. Buongiorno Katiuska e buongiorno ai nostri 253.000 e rotti amici di Io Compro Siciliano. La sorpresa è alle mie spalle, ovvero io sono contenuto in questo momento dalla sorpresa e non è facile contenere me, te ne renderai conto. Noi dovevamo vederci oggi da Palazzo La Crede, io per te, solo per te, ho lasciato il fresco del mio eremo collinare per venire
Guarda dove ti ho portato. Guarda. Meraviglia, io riconosco, Riconosci? raccontaci. Quindi non occorre che ti dica che questa piazza si trova nel cuore di una grande città greca, che questa piazza è, come dire, è diventata famosa, è stata riscoperta grazie a Peppuccio Tornatore, alla camminata imperiosa e sensuale di Monica Bellucci. È proprio quella piazza lì, Piazza Duomo, a Siracusa, si è alle mie spalle la cattedrale, che come molti sanno è veramente un unicum non soltanto in Sicilia ma nel mondo, perché in sé racchiude tutto, è uno scrigno a cielo aperto della storia antica della Sicilia, perché è nata come tempio dorico dedicato ad Atena, poi chiesa normanna e infine con la facciata barocca è quella che vedete adesso, ma dentro è uno splendore proprio perché racchiude in sé tutte queste vestigia storiche. Magari adesso sarà difficile vedere le colonne doriche che è possibile ammirare, quindi voi in una sola visita potete ammirare un tempio greco, uno normanno e uno barocco insieme. E questo tanto per presentarci. Tanto per dare il benvenuto a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Tra l'altro, Damiano, sono già arrivati i primi messaggi di buongiorno. Allora, Sebastiano Musarra, la Sicilia 360 gradi, grazie a Io Compro Siciliano. Ciao Sebastiano, grazie a te. Tito Puleri, buongiorno, ciao Tito. Chiara Seidita, buongiorno, grandi protagonisti di Io Compro Siciliano. Ancora Rosemary Kolb ci segue dalla Germania. Ciao Rosemary, grazie. Maurizio Tominia, buongiorno a Io Compro Siciliano da artisti nostri amici. Un saluto a Maurizio e a tutto il numerosissimo gruppo di Maurizio. Ancora il Faraone Palermo, Bon nuit, Vittazza e cara amica Katiuska. Saluti a Damiano che si trova a Siracusa, credo. Quindi il Faraone, ciao caro, ci stava seguendo prima ancora che tu dicessi il dove, aveva già intravisto la città appunto dove ti trovi, da dove sei in collegamento. Senti Damiano, noi siamo felicissimi. Buongiorno anche da Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, buongiorno Amalia. Abbiamo altri saluti da Fausta Intravaglia, Iura Peritore, ciao cara, buongiorno. Nicola Argento, buongiorno Nicola. E proprio Nicola ha fatto l'apertura di oggi parlando dell'intervista fatta a te sull'Opera dei Pupi, e oggi abbiamo un grandissimo puparo, siamo veramente felici di raccontare la storia e la cultura attraverso voci preparate come voi, che da sempre tra l'altro dedicate la vostra vita alla Sicilia. Ancora qualche saluto Damiano e torno subito da te. Franco Safina, a Ibla c'è un bellissimo museo dei pupi, veramente uno spettacolo. Grazie Franco per questo suggerimento. Ancora Maurizio, Sebastiano, insomma salutiamo tutti. Ricordiamo a tutti gli amici che per chi fosse collegato in video party non riusciamo a leggere i vostri messaggi, quindi il saluto a tutti voi, eventualmente collegatevi direttamente sulla nostra diretta dalla pagina e così riuscirò a salutare anche voi. Bene Damiano, io continuo a vedere che stai raccontando attraverso le immagini. Ho approfittato dei saluti per portarti sotto le colonne doriche. Io spero che si vedano, penso di sì. Perché vedi, è una cosa assolutamente unica, che poi dentro tra l'altro si vede ancora meglio, è una cosa assolutamente unica che in un solo monumento importante, ricordiamo che è patrimonio dell'umanità UNESCO, la cattedrale di Siracusa insieme a tanti altri monumenti qui in quest'area. In un solo monumento è racchiuso veramente, sono racchiusi 2700 anni di storia, forse anche più, perché qui c'erano i siculi sicilioti già 6000 anni fa, secondo alcune testimonianze, come dire, secondo alcuni ritrovamenti preistorici. E quindi ecco, è un unicum la cattedrale di Siracusa, ma ovviamente stiamo parlando di una perla all'interno
di uno scrigno esagerato che è Ortigia, per esempio, perché Ortigia è famosa non solo per la sua cattedrale, ma per anche lì le testimonianze che ci sono delle varie dominazioni in Sicilia, quindi gli arabi, i normanni. Abbiamo un quartiere ebraico, il ghetto, la Giudecca, che è molto bella, con dei bagni. Forse abbiamo perso la connessione con Damiano, adesso proviamo a ricollegarci. Nel frattempo io leggo qualche messaggio e cerchiamo di ripristinare il collegamento con Damiano Chiaramonte, che oggi ad introdurre il nostro speciale ospite di oggi ha voluto proprio farci questa sorpresa da Palazzolo Acreide. Stava trasmettendo la diretta di oggi dalla bellissima piazza di Siracusa. Ci sono dei saluti che arrivano da il faraone Palermo, appunto erano in merito alla spiegazione che stava facendo poc'anzi Damiano Ortigia. Ancora ad Algisa Campailla, grande famiglia, tanto lavoro, passione e amore, la storia dei pupi siciliani a Siracusa. Grazie ad Alfredo e Daniel Mauceri e a tutto lo staff. Ancora Paola Garofalo, buongiorno, come non amare questa piazza meravigliosa, la mia grande Sicilia. Ernesto Di Benedetto, buongiorno, Valeria Lobello, Mariella La Rosa, bellissimo gruppo, grazie, Francesco Caravello, Damiano number one, ciao Ciccio, abbiamo visto che ieri eri in giro per la Sicilia a raccogliere testimonianze artistiche e quindi ti seguiamo sempre, grande e mitico Francesco Caravello, anzi ne approfitto per fare il saluto agli ideatori di Io Compro Siciliano, Francesco Caravello, Davide Morici e Giuseppe Giorgianni per il lavoro e la passione che ogni giorno mettono in questa grande in questa grande realtà, perché ormai è diventata una grande realtà di Io Compro Siciliano. Ancora Daniele Carrubba, complimentissimi. E abbiamo anche un saluto speciale da Alessia Smile and Food. Alessia manda un saluto speciale a tutto, sapete tra l'altro anche Alessia fa parte del gruppo e dello staff di Io Compro Siciliano con questo programma del sabato alle 14:30 e nel palinsesto di Io Compro Siciliano, che Io Compro Siciliano Chef, sempre alla ricerca dei volti delle nostre aziende. A proposito di volti, ecco, mi illumini d'immenso. Dove sei stato? Dove sei stato? Non so, deve essere stata qualche ninfea, che insomma, sai, qui è tutto permeato di mito qui in Ortigia, quindi magari sono stato rapito per un attimo e non me ne sono accorto. Come ti dicevo, stavo parlando appunto per esempio del mikveh, dei bagni rituali ebraici a Abbiamo 18 forse metri. qualche... Mi senti? Sì, abbiamo forse qualche difficoltà, Damiano. Sì. Ci arriva, prego, noi ti stavo Per esempio ascoltando. dei bagni ebraici, bagni rituali ebraici che si trovano a 18 metri sotto il livello del suolo, con acqua sorgiva, sono i più antichi d'Europa. Abbiamo il tempio più antico, il tempio greco più antico della Magna Grecia, il tempio di Apollo, che si trova proprio nel cuore del centro storico, ma è soprattutto, penso, la cosa più bella, che i nostri viaggiatori, i nostri ospiti che vengono da lontano si perdono nei vicoletti stretti arabi di Ortigia, e forse quella è l'esperienza più bella che portano a casa. Tra l'altro parlavo della Giudecca, del quartiere ebraico, che è proprio il quartiere dove si trova il teatro dei pupi dei fratelli Mauceri. E poi insomma c'è il fatto che tu ti perdi nei vicoletti, ma in qualsiasi modo poi ti ritrovi davanti al mare. E Ortigia, lo ricordiamo, è un'isola che si protende nel mare, la sua punta è un meraviglioso castello federiciano, Castello Magnace, che è da solo uno spettacolo.
Mi fermo qui perché non vorrei Sì, ma anche tediarvi. perché, guarda Damiano, noi staremo ora ad ascoltarti perché ci trasmetti il tuo sapere e poi questa grande passione. Poc'anzi, mentre appunto non eri in collegamento, sono arrivati dei saluti speciali da Alessia Smile and Food. Mi pare di conoscerla, di vista forse. E faceva anche i complimenti per la t-shirt, devo dire, era anche presa da quella che è questa t-shirt, sì, Appena, intravediamo, appena è stilata, così, appena ci stilata da piace, ci un'amica, piace. appena stilata da un'amica, sì, da una tua amica. Scipia, dalla mia amica Alessia. Senti Damiano, invece adesso mi piacerebbe introdurre l'ospite di oggi. Io sono sempre felice quando parliamo della grande tradizione, della grande cultura, di quella che ci rappresenta nel mondo, patrimonio dell'umanità, UNESCO. Io sono felice di parlare dell'Opera dei Pupi e lo facciamo quest'oggi con una delle famiglie storiche di Siracusa, che è la famiglia Mauceri. Abbiamo con noi Alfredo Mauceri. Ecco qui, stiamo per farlo entrare in diretta con noi. Dicevo ad apertura, Damiano, dicevo ad apertura di puntata che abbiamo avuto, e tra l'altro anche collegato con noi, la famiglia Argento di Palermo. Saluto Nicola e tutta la famiglia Napoli di Catania, e quindi saluto anche la famiglia Napoli. E oggi, visto che abbiamo parlato dell'Opera dei Pupi e sappiamo esserci una differenza tra i pupi, ma anche il modo di raccontare, anche per quello che riguarda le scenografie, i Ci sono fondali, delle differenze anche sostanziali e materiali nella dimensione dei pupi, nelle scenografie, nel sulla modo anche di... mobilità, anche sulla mobilità anche dei pupi. Vero. Sul E modo di raccontare, pure di recitare. Ma come sempre in Sicilia, da una cosa sola poi si dipartono tante vie, tante è, strade, no? è vero, è Ce vero. lo faremo raccontare meglio da Ce Alfredo, lo facciamo soprattutto per quello raccontare fra poco da Alfredo. Tra l'altro, Damiano, devo dirti una cosa molto bella, vissuta sia con la famiglia Argento, con la famiglia Napoli. C'è grande, quando noi parliamo di rete, no, Damiano, noi ne parliamo spesso, parliamo di quanto è importante sia collaborare, di quanto è importante la sinergia, di quanto è importante proprio rimanere uniti per meglio portare dei messaggi, che poi sono messaggi comuni. Quando noi diciamo il messaggio comune che è legato all'identità, alla qualità e alla provenienza, che poi sono i nostri 3 punti fondamentali di Io Compro Siciliano. E quindi parliamo della tradizione palermitana, della tradizione catanese, della tradizione siracusana. Tra l'altro la famiglia Mauceri, adesso appunto vediamo se riusciamo, perché forse abbiamo qualche problema tecnico, eventualmente racconteremo la storia se non riusciamo oggi a... la famiglia Mauceri c'è dal 1978, hanno cominciato i Vaccaro, gli attuali fratelli Mauceri sono i nipoti di Vaccaro, quindi la tradizione è legata a queste due famiglie in particolare, Vaccaro-Mauceri. Ma sai, la cosa più interessante di questo luogo, Katiuska, è il fatto che chi arriva e va a vedersi lo spettacolo vive comunque una vera e propria esperienza diretta, perché non c'è soltanto lo spettacolo che potrebbe essere fine a se stesso, ma c'è la possibilità di visitare un museo, c'è la possibilità di vivere il backstage dello spettacolo, c'è la possibilità di vedere il laboratorio, e quindi loro, i fratelli Mauceri, raccontano l'Opera dei Pupi in una maniera molto interessante, e anche chi non, per una questione di lingua, non percepisce alcuni aspetti, comunque vive un'esperienza unica. Damiano, guarda, io ho lo vedo, lo intravedo, possiamo farlo entrare. Abbiamo oggi con noi Alfredo Mauceri, benvenuto e ben trovato. Siamo felici che lei abbia accettato questo invito. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo online.
Damiano, tu sei in quel di Piazza Duomo, noi siamo a pochi metri di distanza, mi trovo nel quartiere ebraico della Giudecca all'interno del Museo dei Pupi. Alfredo, noi durante la sua assenza stavamo proprio parlando con Damiano ci stava proprio raccontando la vostra storia. Io vorrei a questo punto darle la parola, sono quasi 50 anni di storia da raccontare. Beh, assolutamente, dobbiamo dire che il primo puparo di famiglia fu Rosario Vaccaro, che iniziò a fare apprendistato e tirocinio presso la primissima famiglia di pupari siracusana, che furono i Puzzo. Già negli anni '20 Rosario affiancava la famiglia Puzzo e continuò a lavorare con loro senza mai andare in concorrenza. Nel 1936 fu colpito da una paralisi alla parte sinistra del corpo e questo lo mise nelle condizioni di dover interrompere questa collaborazione. Quando nel 1948 i Puzzo decisero di dare fine alla loro arte qui a Siracusa, all'inizio degli anni 50 Rosario, che era molto innamorato dell'opera dei pupi, decise di iniziare a costruire dei propri pupi. E a causa di questa menomazione, se oggi ci vuole circa un mese per realizzare un pupo, Rosario ne impiegava 3, 4 e a volte anche 5 mesi. E così ci sono voluti 30 anni prima di vedere in scena uno spettacolo dei fratelli Vaccaro, perché poi negli anni si affiancò anche mio nonno Alfredo Vaccaro e insieme riportarono in auge l'opera dei pupi nella mia città. Alfredo, stavamo dicendo poc'anzi con Damiano che esistono delle differenze. Abbiamo conosciuto la famiglia Argento a Palermo, famiglia storica perché parliamo sempre di famiglie di grande e lunga tradizione, la famiglia Napoli a Catania e adesso la vostra. Vogliamo parlare in linea generale di quelle che sono le differenze? Assolutamente, ed è proprio a causa di questa menomazione che Rosario Vaccaro in qualche modo ha dato carattere alla tradizione dell'opera dei pupi di Siracusa, perché anticamente la Sicilia era divisa solo in due grandi tradizioni, quella orientale, a cui noi apparteniamo, e quella occidentale. Nel tempo fu cambiata la nomenclatura e divenne tradizione palermitana e catanese. Di fondo c'è un piccolo errore, perché l'opera dei pupi di Siracusa ha dei tratti caratteristici totalmente differenti e anche per una forma di rispetto verso le altre due tradizioni è giusto parlare di tradizione siracusana dell'opera dei pupi. I tratti fondamentali sono l'altezza dei pupi, che sono 80 centimetri, così fu costruito il primo pupo da Francesco Puzzo e ancora oggi si costruiscono i pupi da 80 centimetri. E poi, proprio perché Rosario Vaccaro non poteva scolpire il legno, sostituì per la realizzazione dei volti la scultura del legno con l'uso della cartapesta, perché i fratelli Vaccaro sono stati anche dei famosissimi carristi, realizzavano i carri allegorici nella nostra città, quando anche Siracusa aveva un carnevale di tutto rispetto. Questa forma di lavoro della cartapesta ha plasmato i volti dei pupi e questi sono i due tratti caratteristici che contraddistinguono i pupi siracusani da quelli catanesi, da quelli palermitani. Poi ci sono altri piccoli accorgimenti tecnici, non voglio dilungarmi perché sarebbe davvero delle minuzie, ma è importante comunque che il pupo siracusano esiste ed è attivo ancora oggi. Posso farti una domanda? Certo, vai Damiano, certo. Sì, proprio sulla base di quello che dicevo prima, che l'opera dei pupi a Siracusa non è soltanto lo spettacolo, ma è soprattutto il resto, perché noi molte volte portiamo dei viaggiatori americani di altri paesi, australiani, nord europei, a vedere lo spettacolo. Ma appunto lì parliamo di una vera e propria esperienza, perché non c'è solo lo spettacolo, c'è il laboratorio, c'è il museo, c'è la possibilità di vedere il backstage dello spettacolo, no Alfredo?
Assolutamente, noi oltre all'esperienza principale che è quella di assistere allo spettacolo, diamo la possibilità a tutte le persone che frequentano le nostre strutture di conoscere la storia attraverso un viaggio immersivo all'interno del Museo dei Pupi. Diamo modo di accedere nel dietro le quinte per vedere proprio dal vivo come si muovono queste particolari marionette armate e poi soprattutto per i bambini mettiamo in atto dei laboratori creativi che li mettono direttamente a contatto con la tradizione e possono realizzare con le proprie mani un piccolo pupo che poi porteranno con sé come ricordo del viaggio in Sicilia. Bellissimo. Devo anche dire, Damiano, Alfredo, che voi che siete le grandi famiglie storiche della Sicilia, in genere c'è proprio quella che è la nascita reale del pupo, quindi il lavoro da quella che è la parte artigianale a quella che è la messa in scena con tutte le varie fasi che vivete nei vostri teatri, e questa è una cosa tra l'altro che accomuna le famiglie storiche, quindi il fatto di pensare dalla realizzazione del pupo alla messa in scena. E poi importante quello che adesso diceva Alfredo, che è quello sempre di coinvolgere ragazzi. A proposito di questo ci sono dei messaggi a proposito di ragazzi. Alessia Smile Food dice: i nostri figli sono cresciuti al latte e spettacoli dei pupi, sempre in prima fila. Ancora il Faraone Palermo dice: ho visitato il teatro dei pupi a Ortigia, un patrimonio UNESCO, Piazza Artusa, l'acquario, bellissimi barocchi, è un'isola che sta nel mio cuore per tutta la nostra cultura che abbiamo. Ancora la storia e la tradizione dei pupi, dice il Faraone Palermo, è una storia molto affascinante e orgoglio per tutti noi siciliani. Come vedete c'è grande consenso anche da parte dei nostri amici che ci seguono. Alfredo, Damiano sicuramente lo saprà bene perché vive il territorio, tra l'altro lo vive anche da giornalista, da guida, insomma, lo conosce perché tra l'altro lui spesso realizza documentari che raccontano la Sicilia e lo sta facendo, lo continua a fare. Stiamo vivendo un periodo adesso di riapertura, i teatri pian piano con delle regole cominciano a riaprire, ad alzare i sipari. Voi cosa avete deciso, cosa avete scelto in questo nuovo periodo, Alfredo? Beh, allora, noi siamo giunti alla 19ª stagione teatrale dell'Opera dei Pupi. Quest'anno giustamente siamo un po' tutti, credo, un po' impreparati a quello che abbiamo vissuto. Stiamo valutando se aprire il teatro oppure no, perché al momento le restrizioni sono tante. Diciamo che in questo momento viviamo di giorno in giorno sperando che la situazione possa migliorare e tornare ad una normalità che ci consenta di accogliere con più facilità tutti coloro che vorranno assistere ai nostri spettacoli. Di certo non ci siamo persi d'animo e continueremo e già stiamo lavorando alla nuova stagione, alla stagione 2001. Che come sempre vedrà protagonista principale la stagione teatrale dell'Opera dei Pupi. Ritornerà anche San Martino Puppet Fest, che è una delle perle del nostro teatro, il Teatro Alfeo di Siracusa, perché portiamo da tutta Italia delle compagnie di teatro di figura, quindi marionette, burattine, pupi, pupazzi, per far conoscere nella nostra città questa forma d'arte che è poco conosciuta, perché magari si conosce, si sa dell'esistenza dei pupi, ma poco si conosce invece di tutte le altre realtà nazionali. E poi sicuramente tornerà Giudecca Drama, che è una rassegna di teatro di prosa. Stiamo pensando ad una stagione anche musicale, insomma i progetti non mancano, attendiamo solamente che i tempi siano propizi. Io vorrei aggiungere che sì, obiettivamente l'Opera dei Pupi e comunque il Teatro Alfeo
dei fratelli Mauceri è proprio un cuore nevralgico della cultura nella nostra isola, perché come ha detto appunto, come ha ricordato Alfredo, non c'è solo l'Opera dei Pupi, ma è un teatro che ospita anche altre forme d'arte, altre forme di rappresentazione, anche ricercate, anche, scusa se uso questa parola abusata, ma è così, anche forme di teatro di nicchia, di rappresentazione di nicchia. E tra l'altro Alfredo è il direttore artistico, ne parlavamo proprio ieri, e quindi da lui nel suo teatro stabile si potrà assistere ai tradizionali spettacoli, ma anche a prosa, teatro di figura, quindi sarà veramente molto bello ritornare al teatro. Noi siamo felici, non vediamo l'ora che tutto riprenda, sempre naturalmente lo diciamo in sicurezza, ma che si riprenda veramente a raccontare la nostra terra, le nostre aziende si possano piano piano risollevare. Devo dire, ci sono buoni auspici e noi siamo felici quando conosciamo e vediamo che c'è grande forza e grande entusiasmo a portare avanti il proprio lavoro. Damiano, bene, noi siamo arrivati proprio alle ultime battute. Devo dirti, noi di tanto in tanto sbirciamo, vediamo i tuoi documentari, vediamo i tuoi racconti. Mi raccomando, continua a farci amare la Sicilia nel tuo modo. Sì, con i diari della Caponata, che è il mio blog, cerco di trasmettere le mie emozioni. Ecco, non è soltanto il racconto di ciò che vedo, ma è anche il racconto di ciò che sento. Da siciliano che vive in questa terra assolutamente unica, che è un tesoro nel tesoro italiano, e quindi lo faccio attraverso i diari della Caponata, e adesso ho la fortuna anche di in qualche maniera di raccontarlo anche attraverso Io Compro Siciliano, e non è cosa da poco. Forse Alfredo stava aggiungendo qualcosa, non vorremmo averlo interrotto. Alfredo, stavi dicendo forse qualcosa prima? Sì, che sicuramente il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti anche all'interno delle nostre strutture, e cercheremo di renderle sempre più adeguate alle richieste di oggi. Dobbiamo essere anche pronti ad eventuali cambiamenti come quelli a cui siamo stati sottoposti, e quindi pensiamo anche a rendere le nostre strutture più interattive e dare modo così a tutti di poter accedere da qualsiasi parte del mondo. Noi portiamo avanti la tradizione anche con quel pizzico di innovazione che ci permetterà di arrivare veramente in maniera capillare a chiunque. Noi abbracciamo chi porta avanti la nostra storia, quindi un grazie sincero alla famiglia Mauceri. Grazie a Damiano, validissimo. Oggi è una giornata dedicata a Siracusa, Io ti annuncio, guarda, voglio farti un regalo, ti preannuncio che Aperitivo Social oggi si terrà sempre da qua, diciamo dall'isola di Ortigia, con Francesco Caravello che avrà ospite Alessia Smalen Food, per farvi conoscere un unicum. Parliamo ovviamente di cibo quando si parla con Alessia, ovviamente, ed vi porteremo in un posto dove si realizza una leccornia assolutamente unica che si può assaggiare soltanto in quel posto. Ecco, ti dico solo questo, ma è già tanto. E allora mi raccomando, come sempre, tutti alle 18 collegati con Aperitivo Social. Quindi vi ricordo gli appuntamenti, sono quello delle 12, questo delle 18 con Francesco Caravello, oggi con Alessia Smile and Food,
e poi l'appuntamento del sabato alle 14:30 con Alessia, con Io Compro Siciliano Chef. Volevo anche ricordarvi che stiamo integrando il palinsesto di Io Compro Siciliano con tante bellissime novità, tante belle novità che verranno appunto inserite, e sarà facile quindi riuscire a raccogliere tutte quelle che sono anche le vostre richieste. Noi lo facciamo, sapete, condividendo con voi i vostri messaggi, i vostri progetti, i vostri suggerimenti. Scriveteci a info@iocomprosiciliano.com. Bene, complimenti Damiano per la tua maglietta. Mi stai veramente tanto piaciuto. Anche le tue non sono male, sì, ma io sempre con le t-shirt di Io Compro Siciliano. Vi ricordo la sezione merchandising, che è shop@iocomprosiciliano.com, è solo una sezione legata al merchandising delle nostre t-shirt. Bene signori, io a questo punto chiudo come sempre l'appuntamento ed è, devo dire, porta bene. Quindi, gentilissimi signori, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Di così la rompo io, Ci piace. E adesso ripetete con me. Io compro siciliano. Da Milano siamo stati fortissimi. Ci piace. Grazie ad Alfredo Mauceri, storica famiglia di Cupari, grazie a Damiano Chiaramonte, grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, alle 18 aperitivo social con me, ci si vede domani. Continuiamo a viaggiare, a conoscere la nostra terra, perché questa è la Sicilia che ci piace. Ciao, grazie. Ciao.